Cosa fanno i nostri eroi nel loro tempo libero? Scopriamolo. Ginevra legge un buon libro. Luca gioca alla PlayStation. La professoressa Stracchiazzoppi studia le nuove direttive ministeriali. Luca gioca alla PlayStation. Matteo cerca di far funzionare la webcam. Ma dai, ma perché? Con scarsi risultati. Ti odio, computer di... Luca gioca alla PlayStation. Ginevra chiacchiera con i suoi amici al telefono. Ma quando prova a chiamare Luca per fare i compiti, Luca non risponde, perché Luca sta giocando alla PlayStation. Scusa Ginevra, stavo... Lo so cosa stavi facendo, Luca, ma noi eravamo d'accordo di guardare Maturitorial alle 3. Sono le 4:40. Sono stufa. Sempre PlayStation, PlayStation, PlayStation. Non fai altro che bruciarti i neuroni. Ti voglio vedere il giorno dell'esame quando dirai ai professori: ho giocato 18 ore al giorno alla PlayStation, sono preparatissimo. E loro ti massacreranno e io riderò. Se posso... Basta. Adesso guardiamo il nuovo episodio di Maturitorial e basta. Allora... Chi è che fa il tutorial su come muoversi? Firegaten 89. Chi? Il più famoso gamer d'Italia! Non ci credo! Smettila! Sono Firegaten 89, il più famoso gamer da console in Italia. E non è un caso, sono campione a Battlefield, Killzone, Just Dance anni 80 e SpongeBob. Acchiappa le conchigliette groviera, subacqueo! Ho imparato velocemente come muovermi nel mio mondo. Per sopravvivere basta seguire una regola, semplicissima. Quadrato quadrato XL1R2. Ma per voi maturandi la cosa è più complicata. Non preoccupatevi, ci penso io a voi, mammolette! Oh, finalmente un tutorial come si deve! Vero Ginevra? Sì! Smettila di farmi la linguaccia! Io non do consigli, io ordino. A Final Fantasy ho visto persone morire perché facevano di testa loro. Poi li ho viste rinascere. E poi... morire ancora. Ordine numero 1. Siate padroni del vostro corpo. Se siete in webcam avete una possibilità in più. Quindi l'ansia scaricatela pure sulle gambe. Ma le mani tenetele ben salte. Come quando afferrate un joystick. Hai capito Ginevra? Dovresti fare pratica con un joystick. Ah no, aspetta. Tu non ce l'hai perché la PlayStation brucia i neuroni! Luca, ti avverto, mi sto stufando! Ordine numero 2. Muovetevi sempre con un obiettivo preciso. Se avete bisogno di scaricare la tensione, sistemate il computer oppure togliete la polvere dalla scrivania, ma sempre in modo fluido e naturale. Non fate percepire che siete tesi. Dopotutto, quando giocate alla Wii, se vi muovete come degli orsi, non riuscite a colpire la pallina da tennis. Per capire cosa intende bisognerebbe aver giocato alla Wii. Aspetta, io l'ho fatto. E tu? Ordine numero 3. Spalle e faccia, lasciatele stare. Non c'è nulla di più irritante di vedere durante un esame spalle che si muovono da sole. Per non parlare di quelli che si toccano i capelli, oppure quelli che si scaccolano gli occhi, o quelli che si mangiano le unghie. Le unghie ve le mangiate in pausa pranzo, non durante l'esame! Immaginate di avere in mano una granata al plasma, come in Halo 3. Ecco, correreste lo stesso il rischio di avvicinare la vostra manina alla faccia. Una metafora davvero puntuale. Ginevra, vuoi che te la spieghi? Adesso basta! Luca, hai rotto! Il tutorial te lo guardi da solo! Mamma mia, Ginevra, scherzavo, che permalosa! Vabbè, io vado avanti, Sono uno studente responsabile, io! Ordine numero 4.
il più importante di tutti. Teneteveli stretti, gli amici. E ve lo dice qualcuno che di giochi a squadre online ne ha fatti tanti. Ragazzi, non si sopravvive da soli a Call of Duty e nemmeno all'orale di maturità. Datevi una mano fra voi. Se trovate qualcuno che vi guarda alle spalle, avete trovato la principessa di Super Mario. Non so se mi spiego. Sì, ti spieghi, sì. E ora andate ad addestrarvi. Lavativi! Firegaten passa e chiude. Hai fatto matematica? Vabbè, tu ti offri, vero? E storia? Vedo che questo tutorial ti ha fatto bene. Non mi va di parlare con te. Lo so, io volevo solo scusarmi, sono stato un vero idiota. Va bene, ti sei scusato. Ciao! No, aspetta. Tu stai leggendo quel libro di quel tipo Mirko Mazziato, possibile? Hai detto che è tanto bello. Non è che mi puoi dire il titolo, che magari lo compro e lo leggo anch'io? Che novità è questa? Ho pensato che non è che posso passare tutte le giornate davanti alla Play. Cioè, bisogna anche moderarsi, eccetera, eccetera. Insomma, me lo dici il titolo o no? Si intitola Il nome sbagliato. Ti piacerà. Senti, visto che ora fai una pausa dalla Play, me la presti? Come? Dovrò pure esercitarmi, no? Capirai meglio il maturitorial, credo. Solo per quello, eh. Ciao Ginevra. Sì? Una cosa importante. Sì, ok. Brutta o bella? Bella? Ok, arrivo subito, di corsa. Ciao. Maturitorial per oggi finisce qui, ma hai sentito? Fai come il gamer, non ti grattare, le spalle e la testa lasciale stare. Forza soldato e passerai l'orale, non fare il pivello. Con Maturitorial supererai il livello.